È una repubblica fondata sul lavoro, ma se cerco lavoro sembra che cerchi oro. Mica come certi loro, mica se lo cercano un lavoro. Certi sono nati con la camicia dei parenti loro. In provincia sono tutti amici loro, gli appalti li prendono loro, i concorsi li vincono loro. Se conosci loro sei qualcuno, se no sei fuori dal coro. Sono potenti e prepotenti mentre tu sei solo. Della mia voce non si sente il suono, è troppo basso il tono, non mi prendono per buono. Sono io che non mi trovo bene in questo mondo di iene come loro, in cui sottiene tutto con l'inganno senza alcun decoro loro. Sanno bene qual è il nostro ruolo e qual è il loro ruolo. In questa società noi non prendiamo il volo, loro stanno seduti sopra troni d'oro, cuor di pietra, fame d'oro, senza scrupoli si fanno i fatti loro. Al giorno d'oggi questi stage non pagati fanno in modo che i giovani siano sfruttati e bistrattati, ingannati da un sistema che premia quelli incozzati. Incazzati senza tregua stanno a spassi laureati, fanno a gara chi si piega di più, i più motivati, perché sperano che un giorno forse verranno premiati. Non capiscono che un giorno invece saranno scaricati per un pollo che lavora il doppio senza fare stacchi. Il sistema nebbia tipo opie, sta giocando a scacchi con il nostro futuro. Occhio che diventi ammati senza un posto sicuro e dura. Noi ci sentiamo fregati e chi pensa a fare il frocio col culo degli impiegati crea dei muri troppo alti perché siano scavalcati. Noi sfruttati, umiliati ed infine licenziati. Loro capi di imprese più potenti degli stati. E infatti i sindacati ed i diritti vengono calpestati. Scapestrati riempiono strade, ubriachi o fatti. E non esiste un futuro per i ragazzi da ste parti. Il cielo è scuro, i tempi duri, una famiglia non puoi farti. Come puoi essere maturo se non riesci a realizzarti? Allora parti che partire è il solo modo per salvarti, ma come un parto riuscire nel paese degli altri. Un paese straniero ti estranei e non riesci a integrarti. Se stai solo tutto il tempo finisce che vuoi spararti. Separarti dalla tua terra finisce per sfiancarti, ma è la tua guerra, tu afferra la vita e ciò che sa darti. Può consolarti tornare a casa e ritrovarti con gli amici ancora nella stessa merda uguale a quando parti. Anche i partiti vogliono farti la morale, anche se spesso sono loro la vera causa del tuo male. Come fare a uscire da questa spirale? Respirare, poter aspirare, solo avere un lavoro normale.